Bentornati e bentrovati a Storie. Anassagora di Clazomene è il filosofo che fa la differenza nell'Atene antica, l'Atene che sta per diventare classica, ma che ancora deve fare i conti con i persiani, deve fare i conti con la guerra del Peloponneso. Atene, che non aveva mai conosciuto la filosofia, conosce un uomo molto particolare, un uomo che non crede che il Sole sia un dio, un uomo che crede che la Luna non sia più grande del Sole, ma semplicemente più vicina alla Terra, un uomo che crede che il Sole quando tramonta non va a riposare, ma semplicemente continui il suo percorso, un uomo quindi che ha delle intuizioni di tipo scientifico, e l'intuizione più grande che ha dal punto di vista scientifico è quella di intuire che nella realtà c'è tutto, che in ogni realtà c'è tutto. E com'è possibile? Dice Anassagora, ci sono dei semi, in ogni realtà ci sono dei semi, ci sono i semi di tutta la realtà, a seconda del seme che prevale abbiamo una realtà completamente diversa. Sembra una favoletta, sembra qualcosa di arcaico, in realtà è il primo vero passo che l'uomo fa all'interno della scienza. L'uomo nella scienza comincia a comprendere adagio come è strutturata la realtà. L'uomo comincia a comprendere che la realtà è un insieme di cose che esistono, un insieme di cose che sono, e non una casualità in preda all'assurdo. Ecco, Anassagora di Clazomene fa un passaggio importante, significativo, perché ci regala la possibilità di poter guardare la realtà con intelligenza, di poter guardare la realtà con curiosità, di poter guardare la realtà consapevoli che dentro la realtà ci sono significati e storie che ci riguardano tutti. La realtà è sempre connessa, la realtà è una, la realtà in qualche modo è qualcosa di unico, di unito, di originario, che poi si disgrega e si riaggrega per motivi che apparentemente sono ignoti. Anassagora è come se ci dicesse: noi tante volte ci disperdiamo in mille cose e non ci ricordiamo che tutte le cose portano dentro un segreto, un mistero. Ed è la ricerca di questo segreto, di questo mistero, che farà di Anassagora un grande scienziato. Come, in che modo, lo scopriamo domani sera, sempre qui, sempre a Storie.